Grazie di essere venuti qui stasera e grazie all'Istituto Veneto per l'organizzazione di questo bell'incontro. Io sono Stefano Sandrelli e cercherò di essere per voi il bravo conduttore, appunto, dell'incontro di stasera, che ha come protagonista la materia e l'antimateria e il loro dualismo e ovviamente i relatori al mio fianco, che vi presento. Roberto Battiston, che è presidente della Commissione Scientifica Nazionale 2 dell'INFN, che si occupa della fisica astroparticellare e della fisica dei neutrini, ed è anche responsabile italiano dell'esperimento AMS, di cui ci parlerà successivamente, per conto dell'INFN e per conto dell'ASI. Entrambi i relatori hanno dei curriculum lunghissimi, quindi mi dovrete scusare se io sarò estremamente succinto nell'introdurvi. Di Roberto vi volevo segnalare che oltre a tutti i suoi meriti accademici ha anche 3 brevetti. Ve lo segnalo perché, specialmente ai ragazzi che sono qui fra noi, questo è uno degli elementi deboli della ricerca italiana, cioè questa debole connessione tra ricerca e brevettazione. E mi sembra che Roberto invece sia un buon esempio per tutti voi. Alla mia destra invece è Gianfrancesco Giudice, che è un fisico teorico che lavora al CERN ormai dal 93, nonostante la giovane età. Prima ha lavorato al Fermilab, che è il più grande laboratorio di fisica delle alte energie degli Stati Uniti, e tra le altre sue attività ha scritto e pubblicato recentissimamente un libro di divulgazione dal titolo abbastanza interessante, che è Odissea nello zeptospazio. E se qualcuno di voi, cioè tutti, non sapete che cos'è lo zeptospazio, vi invito a cercarlo. Bene, l'antimateria dunque. L'antimateria è uno dei concetti più interessanti e più diffusi nell'immaginario di tutti noi della fisica del Novecento, perché per esempio l'astronave di Star Trek, l'Enterprise, come sapete, che si poteva muovere in questo filmato, in questo film di fantascienza, diciamo, perché riusciva a contrarre lo spazio-tempo, aveva come sua alimentazione appunto un motore che funzionava attraverso l'antimateria per annichilazione di nuclei di deuterio. L'antimateria è stata fecondissima dal punto di vista della suggestione per film di fantascienza, per fumetti, per tantissimi utilizzi, direi plastici dal punto di vista culturale. Però è anche vero che dal punto di vista della ricerca scientifica le cose sono abbastanza diverse. L'ultimo flash che vi voglio dare in questa breve introduzione è questa. Avete visto nel filmato, a un certo punto è apparsa una scritta che indicava come dell'universo attuale conosciamo molto poco. Molto poco significa che soltanto il 4% circa è materia così come noi la conosciamo, materia barionica. Il resto è costituito da materia oscura e da energia oscura, indipendentemente poi dalle percentuali dell'uno o dell'altro. 4% significa che se noi ci troviamo in una casa di 100 metri quadrati e siamo a sedere sul nostro letto di 2 metri per 2 metri, un bel letto matrimoniale, bene, vediamo solo quello, tutto il resto è buio. Quale sarebbe la vostra sensazione trovandosi in una casa completamente buia in cui solo il letto in cui sedete è illuminato? Ecco, questo in questo momento è il nostro stato, diciamo, nei confronti dell'esplorazione dell'universo. Ed è uno stato che si è ampliato, tra l'altro, enormemente negli ultimi anni. Stiamo facendo progressi straordinari, eppure siamo qui, in questa situazione. Detto questo, io passo la parola a Gianfrancesco, che ci parlerà, indovinate di cosa? Di antimateria. Grazie. Può cambiare l'immagine, perfetto. Come menzionato nell'introduzione, ci sono argomenti scientifici che hanno sempre avuto un fascino speciale per il pubblico, proprio perché evocano idee misteriose e affascinanti. Anche il nome che gli scienziati danno alle loro idee contribuisce poi alla loro popolarità.
antimateria, è un nome enigmatico e arcano. E pensare che quando fu identificato il primo pezzo di antimateria, cioè l'antielettrone, ma ancora non aveva questo nome, l'astrofisico Herbert Dingle suggerì allo scopritore un nome per la nuova particella. E l'argomento che usò è questo. Questa nuova particella, l'elettrone, cioè la nuova particella è collegata con l'elettrone. Lui si ricordava dallo studio della mitologia di Elettra e Oreste, i figli matricidi di Agamennone e Clitemnestra, e quindi suggerì Elettra, Elettrone, Oreste, Orestone, di chiamarlo Orestone. Davvero mi sembra una pessima idea. Ve la sareste immaginata voi se l'antimateria si chiamasse Orestone? Forse Dan Brown avrebbe inventato di far esplodere il Vaticano con una bomba a Orestoni? Oppure, come era stato menzionato, l'astronave Enterprise della serie televisiva Star Trek avrebbe funzionato con un motore a reattore a Orestoni? No, non credo proprio. Il merito dell'antimateria sta anche nel suo nome. Però l'antimateria, così come l'antimateria stessa, la storia della scoperta dell'antimateria è davvero affascinante. La fisica è una scienza naturale e quindi teoria, cioè deduzione astratta, e esperimento, cioè osservazione empirica, sono entrambi necessari per la comprensione di un fenomeno. Spesso è difficile districare il ruolo della teoria da quello dell'esperimento, perché uno influenza l'altro in un modo indissolubile. Però la scoperta dell'antimateria, secondo me, è un chiaro esempio di come la pura deduzione teorica possa permettere delle scoperte veramente sensazionali. E nella storia dell'antimateria credo che anche il miglior sceneggiatore non avrebbe potuto trovare un personaggio più adatto al ruolo del protagonista di questa vicenda che non Paul Dirac. Dirac era un uomo schivo e riservato, ma fino al parossismo. Era praticamente incapace di parlare, era incapace di dimostrare anche sentimenti umani. Era nato da una famiglia, era represso da un padre severo, intransigente, in una famiglia tormentata da liti continue. Aveva mantenuto un rapporto di grande indifferenza verso il fratello Felix, che successivamente si suiciderà all'età di solo 24 anni. Dirac aveva sicuramente un carattere estremamente strano, estremamente complesso. Era noto per parlare pochissimo e rispondeva solamente a monosillabi. Oggigiorno gli sarebbe stato diagnosticato un caso di acuto autismo. Ma per allora era semplicemente un personaggio eccentrico e un taciturno, interessato soltanto alla matematica e alla fisica teorica e nient'altro gli capitasse intorno a lui. Ci sono tantissimi aneddoti sulla sua vita, sia scientifica che umana, e di questa sua strana personalità. Ve ne racconto uno solo perché non riesco a resistere, ce ne sono di estremamente spassosi. Durante un seminario, Dirac viene interrotto a un certo punto da una domanda di uno studente che gli dice: mi scusi, non capisco quell'equazione che c'è scritta nell'angolo a destra in basso della lavagna. Questo era durante un seminario e Dirac rimane in silenzio a fissare il vuoto. Dopo un poco c'è un certo imbarazzo nella sala e quindi il moderatore cerca di chiedere a Dirac di rispondere in qualche modo alla domanda e Dirac dice: questa non era una domanda, era soltanto un commento. E continua a riprendere il suo seminario normalmente. Siamo nel 1927, lì la nostra storia che comincia. La teoria della relatività di Einstein e la meccanica quantistica hanno già sconvolto il mondo della fisica, anche se le due teorie si sono mantenute in ambiti separati. Dirac vuole cercare di affrontare il problema di scrivere un'unica equazione che possa determinare il moto dell'elettrone in maniera consistente con i principi sia della relatività ristretta sia della meccanica quantistica. Cioè Dirac non cerca di spiegare un risultato sperimentale, ma soltanto di risolvere un problema di principio. Cioè Dirac non segue un dato, ma segue un'idea.
Il problema, dal punto di vista matematico, non è assolutamente semplice, perché se uno usa la matematica usuale, si accorge ben presto che si arriva a una contraddizione interna. Non è possibile mettere d'accordo le due teorie. Quindi Dirac, per scrivere questa equazione, deve inventare delle nuove quantità che soddisfano a delle proprietà completamente inusuali secondo la matematica consueta. Deve inventare una nuova matematica e così facendo arriva ad un'equazione. E questa equazione appena pubblicata ha un grandissimo successo. Questa equazione è così nota in fisica che ora questa equazione è scolpita su una lapide che è posta sul pavimento dell'abbazia di Westminster, poco lontana dalla tomba di Newton. Non so quante equazioni abbiano il privilegio di essere scolpite in una cattedrale, questa è l'unica che io conosco, ma non è questa l'unica ragione del grande successo dell'equazione di Dirac. L'equazione descrive perfettamente l'elettrone, anche prevedendo le sue proprietà magnetiche in perfetto accordo con le misure sperimentali di allora. Cosa ancora più importante, mette in relazione i principi della relatività e della meccanica quantistica. Cioè il taciturno Dirac aveva scoperto il linguaggio con cui meccanica quantistica e relatività ristretta potevano conversare. In realtà però le cose si mostrarono subito non così semplici. L'equazione di Dirac, oltre all'elettrone, prevedeva anche l'esistenza di un'altra particella, con carica elettrica opposta a quella dell'elettrone. La cosa era completamente sconcertante perché questa nuova particella doveva trasportare un'energia negativa. Ora, l'idea che una particella possa avere un'energia negativa è completamente paradossale e lo capite perché un sistema fisico cerca sempre lo stato di minima energia. Ma se, secondo la teoria di Dirac, esistevano particelle che portano energia negativa, allora l'intero universo dovrebbe collassare in una massa gigantesca informe di particelle a energia negativa. Risultato ovviamente completamente assurdo. Quando questo fu evidente, molti fisici persero fiducia nella validità dell'equazione di Dirac. Non Dirac però, che cercò più volte di dare un senso a questo paradosso. Prima di tutto fece in modo di eliminare la particella con energia negativa. Niente da fare. Alcuni fisici mostrarono che senza quella particella l'intera equazione non aveva più significato, non poteva più rispettare ai principi della meccanica quantistica. Allora Dirac pensò, se questa è una particella con carica positiva, posso interpretarla come il protone, cioè l'elemento che costituisce il nucleo atomico, che allora si sapeva essere una particella con carica elettrica positiva. Peggio ancora. Secondo questa ipotesi, se questo fosse vero, gli atomi si disintegrerebbero in meno di 1/10 di nanosecondo. E fu commentato, questa dovrebbe essere la fine di Dirac se lui insiste nella sua teoria. Ma lui insistette e nel 1931 seguì il consiglio di Sherlock Holmes, che diceva: quando è stato eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. E quindi a questo punto Dirac fa un'ipotesi veramente rivoluzionaria per allora e scrive in questo articolo del 31: se esistesse sarebbe un nuovo tipo di particella sconosciuto alla fisica sperimentale, dotato della stessa massa e di carica opposta a quella dell'elettrone. Chiameremo questa particella antielettrone. L'antimateria è nata, perlomeno nella mente di un fisico teorico. E oggigiorno l'idea di proporre una nuova particella può sembrare non così strana, ma per allora dovete pensare che era un'ipotesi veramente azzardatissima. A quel tempo si pensava che tutta la materia fosse costituita da protoni e elettroni. Quindi l'idea di immaginare un nuovo tipo di materia doveva sembrare veramente folle per quell'epoca. Dirac diede anche una spiegazione dell'esistenza dell'energia negativa in quello che viene detto il mare di Dirac.
Secondo me è un mare di scemenze, quello che diceva Dirac allora, è ormai riconosciuto. Ciò nonostante l'idea del mare di Dirac sia completamente sbagliata, mi stupisce come in moltissimi libri divulgativi e persino in qualche libro di testo è ancora riportata come valida. Però in realtà nell'esistenza dell'antimateria Dirac ci aveva visto giusto. Il matrimonio tra meccanica quantistica e relatività ristretta aveva creato una nuova creatura, l'antimateria. Proprio come una moneta ha sempre due facce e non si può nemmeno immaginare una moneta con una faccia sola, così la stessa entità fisica descrive l'elettrone e l'antielettrone, espressioni della materia e dell'antimateria. Se una faccia corrisponde a una particella con carica elettrica negativa, l'altra faccia corrisponde a un'altra particella identica, a parte la sua carica elettrica, che è di segno opposto. In realtà le due particelle non sono oggetti distinti, ma sono semplicemente la manifestazione di una medesima identità, che è quella che ha definito Dirac nella sua teoria. Anche la scoperta sperimentale dell'antimateria ha le sue stranezze. Forse qui faccio la storia un po' più breve, anche se anche questa è abbastanza interessante, di tantissime interpretazioni sbagliate. Però quello che è importante è che nel 1932 Carl Anderson a Pasadena, misurando tracce dei raggi cosmici, cioè di questi flussi di particelle di alta energia che ci colpiscono continuamente, osservò delle nuove particelle simili agli elettroni ma con carica opposta, che lui chiamò positroni. Ci volle parecchio per capire che queste particelle erano quello che Dirac aveva previsto, ma infine questo fu riconosciuto e l'anno successivo Dirac ricevette il premio Nobel. Aveva 31 anni. Nel 1936 poi fu la volta di Carl Anderson a ricevere il premio Nobel. Se l'elettrone ha la sua antitesi, cioè l'antielettrone, questo deve essere vero per qualsiasi altra particella. Cioè ogni forma di materia possiede due facce. A quel punto cominciò la caccia alla seconda faccia della materia. Negli anni 50 fu scoperto l'antiprotone, l'antineutrone e via così ad ogni particella fu identificata la sua antiparticella. Quindi così come esistono gli atomi, si possono immaginare antiatomi composti da antinuclei con antiprotoni ed antineutroni ed antielettroni che ci orbitano intorno. Quindi ogni forma di materia può avere la sua antitesi di antimateria. Quindi si possono formare una tavola periodica di antielementi che costituirebbero l'antichimica. Ma allora direte voi, allora aveva ragione Dan Brown, allora si può costruire una bomba d'antimateria, o piuttosto, senza avere idee da guerrafondai, si potrebbe costruire, così come dice Star Trek, un motore ad antimateria. Il punto centrale di questo, dell'idea, è che materia ed antimateria, quando vengono a contatto, hanno la proprietà di disintegrarsi. Questo è una conseguenza semplicemente dell'equazione di Einstein E uguale mc quadro, cioè l'energia che è sotto forma di massa, di materia o di antimateria, si può trasformare in radiazione. Secondo l'equazione di Einstein, la massa è solo una possibile forma di energia. Il punto importante per quanto ci riguarda è che questo fattore di conversione tra energia e massa, secondo l'equazione di Einstein, è un fattore, se visto in unità di misura correnti, è un fattore gigantesco. Fatemi fare un esempio. Prendiamo una bomba convenzionale che usa una reazione chimica nel produrre l'esplosione. Prendiamo del tritolo. L'energia liberata dal tritolo corrisponde a 0,05 miliardesimi dell'energia
contenuta, l'energia, se volete, disponibile in forma di massa nel tritolo prima di esplodere. Quindi una reazione chimica usa una frazione piccolissima dell'energia disponibile in forma di massa. Altro esempio, prendiamo una Ferrari e potete fare il conto anche voi, ve lo sono fatto, considerate una Ferrari che corre a 300 km orari e la fate correre per un'ora, consuma circa 60 litri di benzina che corrispondono a 45 kg. Poi di benzina. Andate a vedere qual è l'energia sprigionata dal motore della Ferrari e vi accorgete che questa è pari a 300 kg di tritolo. Quindi significa che il motore della Ferrari è molto più efficiente rispetto a un'esplosione di tritolo. L'energia sprigionata però dalla Ferrari è uguale a 0,3 miliardesimi della massa disponibile nella benzina. La storia cambia se invece di considerare un'esplosione chimica considerate un'esplosione nucleare. Prendete per esempio la bomba di Hiroshima. In quel caso è una bomba di 15 kiloton, usava 64 kg di uranio, però l'uranio che ha subito la fissione nucleare era meno di 1 chilo, quindi l'energia liberata in quel caso era 1/1000 dell'energia disponibile in forma di massa. Cioè un'esplosione nucleare molto molto efficiente di qualsiasi esplosione chimica. Ancora meglio, nel caso della bomba H, l'energia liberata è di circa 1 centinaio di mc². Ebbene, se considerassimo una bomba d'antimateria, utilizzeremo l'intera energia disponibile. Cioè sarebbe 100 volte più efficiente, più potente di una bomba H, 1000 volte più potente della bomba di Hiroshima. Ad esempio, la stessa energia prodotta nell'esplosione di Hiroshima si potrebbe ottenere con 0,7 grammi di antimateria. Un altro esempio un po' più pacifico è che 1 grammo di antimateria produrrebbe energia sufficiente per l'uso domestico di una famiglia per 3000 anni. Bon, allora a questo punto abbiamo risolto il problema della crisi energetica usando l'antimateria. In realtà c'è un piccolo problema e il problema è che l'antimateria non la troviamo nelle miniere. Abbiamo bisogno di produrla, l'antimateria. Per produrla c'è bisogno almeno dell'energia che essa fornisce nella sua disintegrazione. Poiché l'efficienza di un processo di produzione non è mai perfetto, si deve spendere più energia di quella che si ottiene. Fine delle speranze di poterla utilizzare come fonte energetica. Ovviamente uno potrebbe pensare che anche se l'antimateria non fornisce energia in modo vantaggioso, si potrebbe pensarla di usarla come un combustibile per viaggi nello spazio. Lì il peso del carburante è spesso una limitazione importantissima. Dunque si potrebbe viaggiare in un'astronave portandosi dietro soltanto un pizzico di antimateria e avere energia disponibile per secoli. Anche qui ci sono problemi. Il primo problema è il problema della produzione, perché l'antimateria al momento è prodotta tramite scontri di particelle ad alta energia, che è un processo estremamente inefficiente e costoso. Per produrre 1 grammo di antimateria al momento ci vorrebbe 1 miliardo di anni e molti milioni di miliardi di euro. Il secondo problema è il problema della conservazione. Qui forse anche Roberto vi spiegherà un poco dei problemi. L'antimateria, proprio perché quando viene a contatto con la materia immediatamente si annichila, avete bisogno di un vuoto perfetto e contenerla, si può intrappolare l'antimateria se ha carica elettrica tramite campi elettrici e magnetici, ma così facendo
Ovviamente non si possono intrappolare grandi porzioni di antimateria perché man mano che si accumula la carica, visto che le cariche dello stesso segno tendono a respingersi, rapidamente il sistema non si mantiene. È possibile intrappolare antiatomi neutri, però è più difficile. Insomma, per il momento è meglio lasciare questa questione agli scrittori di fantascienza. Veniamo invece all'ultima domanda che voglio affrontare, una domanda scientifica legata a questo. Abbiamo visto che l'ostacolo principale nell'utilizzo dell'antimateria come fonte energetica è che non la troviamo sulla Terra, se non per qualche breve istante, come vedrete nei raggi cosmici o negli acceleratori di particelle. Ma se l'antimateria, come dicevo prima, è soltanto l'altra faccia della materia, perché non è comune in natura? La vera domanda non è tanto perché non c'è antimateria nell'universo, ma piuttosto perché c'è materia nell'universo. Fatemi spiegare perché. Durante i primi istanti dell'universo, l'universo era molto caldo e pervaso da intensa energetica radiazione. In queste condizioni non era soltanto possibile il processo di annichilazione, quello che vedete in alto, di materia e antimateria in radiazione, bensì anche il processo inverso, in cui la radiazione si materializzava in forma di materia e antimateria. Quindi necessariamente nell'universo primordiale doveva esistere sia materia sia antimateria. Ma allora supponiamo che all'inizio dell'universo le quantità di materia e di antimateria fossero esattamente uguali. Man mano che l'universo si espande, si raffredda e la radiazione diventa sempre meno energetica, fino a quando il secondo processo non riesce più a supplire alla disintegrazione di materia e antimateria. È un po' come in una popolazione dove il tasso di mortalità è molto più alto di quello di natalità. La popolazione necessariamente cala. Così dovrebbe avvenire anche in questo universo. La quantità di materia e di antimateria cala. Con i metodi della fisica teorica è possibile calcolare quanta materia dovrebbe esistere nell'universo. Secondo questi calcoli ci dovrebbe essere 1 miliardo di volte meno materia di quella che osserviamo. Cioè, se guardassimo il cielo, dovrebbero esserci pochissime stelle. Non solo, dovremmo vedere dei lampi di radiazione che attraversano il cielo continuamente, anche se sono una radiazione non visibile all'occhio umano, ma si potrebbe rivelare con gli strumenti. Insomma, qualcosa che non ha niente a che vedere con il nostro universo. Allora, l'ipotesi che uno deve fare è quella di dire che all'inizio dell'universo la quantità di materia fosse predominante rispetto a quella dell'antimateria. E poi questo eccesso di materia è sopravvissuto a questa disintegrazione cosmica, man mano che l'universo si è espanso e raffreddato. Uno può fare il calcolo di quanto dovrebbe essere questo eccesso per spiegare le misure attuali dell'universo. Il risultato è davvero sorprendente. Da questo esercizio si scopre che per ogni 10 miliardi di particelle di antimateria esistevano esattamente 10 miliardi di particelle di materia più una. Cioè, come se sulla Terra, cioè quello che voglio dire, il contenuto, noi, la Terra, le stelle, tutto quello che osserviamo è soltanto l'effetto residuo di questo minimo eccesso all'inizio. Questo è una possibilità. Il punto è che ci sembra una coincidenza molto strana. I fisici cercano sempre di trovare delle spiegazioni profonde in quelle che possono sembrare delle coincidenze. Cercare di capire, cioè, la causa di questa predominanza. Tra tutti i misteri dell'universo, quello dell'assenza dell'antimateria, secondo me, è uno di quelli meno misteriosi, perché infatti abbiamo buone e ragionevoli spiegazioni per questa predominanza. La spiegazione più accreditata è associata a un'altra particella che è il neutrino. Magari, se volete farmi delle domande, possiamo entrare un po' in più in dettagli. Quello che però è la reale difficoltà dal punto di vista sperimentale è di stabilire se una di queste spiegazioni che i fisici teorici hanno per dimostrare perché l'universo ha avuto questo eccesso di antimateria è quello che è
corrisponde veramente in natura. Questo piccolissimo eccesso è quello che ha fatto sì che l'antimateria sia scomparsa nel nostro universo e sia stato necessario l'intelletto umano e gli esperimenti di fisica delle particelle per poi rivelarne l'esistenza. Grazie. Grazie mille. No, è sempre bello, no? Considerarsi e capire che siamo degli avanzi di questo grande pasto cosmico, no? Una buccia di banana in quella. Vabbè. Io per introdurre Roberto farò una cosa leggermente diversa, che è questa. Non hai le visualizzazioni? No, ho soltanto i numeri, disse Mark, indicando le cifre che scendono in colonne rapide, del tutto innaturali. Guardano tutti e tre il monitor, in un riverbero turchese, si soffermano su qualche numero, vedono o pensano di vedere quello che è accaduto, dato che ogni numero lascia immaginare una quantità e un'energia e un movimento. Ogni numero è il raggio di un cerchio, la lunghezza di una linea retta, o l'andamento di un'ellisse, o l'angolo di entrata o di uscita, o un indice del tempo. Ogni numero è in accordo con la simmetria nel tempo e nello spazio, con la sua rottura, e con l'invarianza, e con la variazione, con ciò che è libero e con ciò che è confinato, col passaggio continuo dall'onda alla forma dell'onda, da un nome a un altro nome. Lì dove la fisica non proibisce quello che può accadere, né indica un modo unico in cui può accadere, ma riconosce che può accadere tutto ciò che accade. Questo è un passaggio molto breve di Atlante occidentale, di Daniele Del Giudice, che ha scritto del CERN e ha scritto della letteratura e ha scritto in generale del problema della visualizzazione. Questo è un libro molto interessante sulla fisica moderna e sul tipo di stimolo che la fisica moderna dà alle capacità di visualizzazione dei fisici e di coloro che si occupano di immaginario letterario. Ve lo consiglio in modo sincero. Mi permette questo passo anche di introdurre Roberto Battiston, perché è un passo che parla di analisi di esperimenti, perché se l'antimateria esiste, noi la vediamo, la osserviamo, la creiamo nei grandi acceleratori, ma la troviamo anche appunto nello spazio cosmico, per esempio. I raggi cosmici di tipo secondario che arrivano sulla Terra sono ricchi anche di antimateria. Un'antimateria, l'ultima cosa che vi dirò, è che non ci è così estranea, non appena pensate che una delle tecniche diagnostiche per il cancro è la tomografia a emissione di positroni, e i positroni nient'altro sono appunto che antielettroni. Dunque l'antimateria non solo esiste, creata, diciamo, pensata da Dirac, non solo esiste, ma abbiamo anche imparato a utilizzarla. Roberto, a te la palla. Grazie. O l'antipalla, quello che preferisci. Allora, per arrivare all'antimateria dei giorni nostri, parto anch'io un pochino indietro, perché parliamo della fisica delle particelle. Chiaramente l'antimateria è un concetto che viene dalla struttura fondamentale della teoria delle particelle, e la teoria delle particelle deriva dai raggi cosmici. Infatti, nei primi anni del secolo, i primi scienziati, alle prese con le strutture del microscopico, avevano scoperto l'elettrone, il protone e il neutrone in laboratorio con esperimenti di vario genere. Però quando hanno scoperto i raggi cosmici nel 1912, Victor Hess, le prime particelle e antiparticelle, appunto, sono state scoperte usando questo acceleratore cosmico che ha permesso fino agli anni 50 di capire e studiare come è fatto il mondo infinitamente piccolo. Dopo gli anni 50 gli acceleratori hanno iniziato a funzionare con sufficiente capacità e potenza e energia. Il CERN, per esempio, è l'esempio più clamoroso, da poterci spiegare tantissimi altri dettagli della proprietà fondamentale della materia, e ai giorni nostri siamo di nuovo in un momento interessante e importante in cui forse la parte di informazione che viene dal cosmo, dall'osservazione delle segnali che vengono da molto lontano, dalle profondità dell'universo, ci sta
iniziando a raccontare ancora delle cose molto importanti, per esempio sui neutrini. Quindi i raggi cosmici. I raggi cosmici sono stati studiati e scoperti con degli strumenti di una semplicità straordinaria. In fisica c'è sempre un grande sforzo per fare, specialmente oggi, strumenti complessi, sofisticati, costosi, enormi, però moltissime delle scoperte fondamentali sono state fatte con strumenti estremamente semplici, piccoli e poco costosi. Questo che voi vedete è un elettrometro o elettroscopio. Forse qualche volta a scuola, nei laboratori, avete fatto l'esperimento delle foglie d'oro che vengono allontanate caricandole con una bacchelite scaricata con la lana. Per questo è uno strumento analogo, con quel buco al centro permette di mettere un piccolo cannocchiale, un piccolo microscopio che guarda due fili sottilissimi d'oro che una volta caricati sono tenuti in tensione da questo piccolo arco in fondo, si allontanano e uno guarda la velocità, quanto distano se rimangono lontani nel tempo in modo costante. Agli inizi del secolo scorso c'era una sorta di gara su chi faceva l'elettroscopio, l'elettrometro più preciso e più stabile, che una volta caricato non si scaricava, eppure si scaricavano tutti. Una cosa come così semplice, diciamo, poteva sfuggire l'attenzione, poteva essere un difetto tecnologico del tempo, trascurabile. Qualcuno si incaponì per capire perché si scaricava, e come si scaricava, e quanto si scaricava. Si scaricava di più andando, non so, sotto nelle miniere o in cima a una montagna. Fecero delle prove alla base della Torre Eiffel, in cima alla Torre Eiffel, fino a che un certo signore, Victor Hess, un abate austriaco, si intestardì e volle capire veramente com'era questa questione e incominciò a salire nell'atmosfera con un pallone aerostatico, uno strumento a quei tempi anche abbastanza pericoloso, non stiamo mica parlando degli aeroplani di linea di oggi, e usando l'elettroscopio a diverse altezze scoprì che all'inizio la velocità con cui si scaricava diminuiva, come se questa radiazione ambientale che si mangiava la carica elettrica si fosse ridotta, ma da un certo punto in poi aumentava la velocità con cui si scaricava rapidamente, più alto si andava, più scendeva rapidamente, insomma stava scoprendo che esisteva una radiazione che veniva da fuori, i raggi cosmici, responsabile per questo fenomeno della scarica degli elettrometri, scoperta fondamentale premiata col premio Nobel. Questo è il punto da cui si parte appunto negli anni 20, negli anni 30, nello studio della fisica delle particelle, che sono figlie dei raggi cosmici scoperti da Victor Hess. Bene, a un certo punto Paul Dirac, come ci ha raccontato in precedenza il nostro collega teorico del CERN, ha fatto uno sforzo, un'analisi dal punto di vista teorico fantastica e ha giunto alla conclusione che doveva esistere uno stato simmetrico fra materia e antimateria, fra massa e antimassa, energie positive e energie negative. Questo lo fece nel 1928. Bene, la cosa che mi interessa sottolineare è che dietro alla scoperta dell'antimateria, non quella di carattere teorico, che abbiamo già sentito descrivere, ma quella sperimentale, c'è una storia incredibile di incapacità di vedere. Si parlava prima di analisi dei dati, e l'antimateria, questo è la particella, il primo antielettrone, positrone visto da Anderson nel 1932, pubblicato da Anderson nel 1932. Erano quasi 10 anni che i fisici dell'epoca vedevano l'antielettrone, vedevano figure vagamente simili a questa. Skobelsky, un fisico russo, aveva già iniziato a vedere particelle nei raggi cosmici con delle fotografie prese con delle emulsioni fotografate che piegavano in campo magnetico nel senso sbagliato, perché la carica più piega in campo magnetico in modo diverso dalla carica meno. Per moltissimo tempo il concetto che potesse esistere una particella di carica positiva che non fosse il protone era assolutamente impensabile, inconcepibile, non veniva in mente a nessuno. Quindi Skobelsky tenne queste fotografie di queste particelle che piegavano nel senso sbagliato come una curiosità incompresa per almeno 4 anni. Al 5° anno si decise a mostrare queste cose ai colleghi in una conferenza, quindi dal 24 al 28, dal 1924 al 28, si tenne queste particelle fotografate, non le mostrò a nessuno, poi le portò a una conferenza, le mostrò
e le mostrò proprio nella stessa università in cui c'era Dirac, che però non andò a quella conferenza probabilmente. Dirac era un matematico fisico, prima che un fisico matematico, era uno che si occupava della fisica teorica nel modo più assoluto, non era detto che andasse a sentire i racconti dei fisici sperimentali che si occupavano di raggi cosmici. Bene, nella stessa università furono presentate da questo fisico russo delle tracce che avevano la piegatura sbagliata e la cosa passò completamente come una curiosità strana. Ma è peggio di così. Anderson lavorava con Millikan. Millikan è quello che scoprì il positrone e prese il premio Nobel per questo. Millikan era il suo capo, era quello che scoperse che l'elettrone ha una carica quantizzata uguale per definizione a una carica elettrica, che non ce ne sono di più piccole e che la carica è quantizzata 1, 2, 3, 45, 1022, non c'è una carica elettrica frazionaria. Bene, Anderson al suo studente si mise a fare esperimenti simili a quelli di Skobelsky, con la differenza che aveva un campo magnetico più forte, con un magnete più complesso, e riusciva a piegare meglio le particelle in campo magnetico, e incominciò a vedere delle cose di questo genere, e parlandone col suo capo, la prima ipotesi che fecero, il capo dissero: questi sono evidentemente dei protoni che viaggiano e che si comportano assolutamente nel modo corretto, e lui gli mostrava che questi protoni si comportavano secondo delle proprietà diverse da quelle a cui si erano abituati, si fermavano più rapidamente, e lui fece un esperimento introducendo un pezzo di metallo, un pezzo di ferro, per vedere questi protoni come si comportavano passando per questo tipo di ostacolo, e scopersero una cosa molto curiosa, che la particella che in questo caso fu fotografata, per definizione non poteva, in questo caso specifico, che viene dal basso verso l'alto, perché in basso è un'energia più alta, in quanto il campo magnetico la piega di meno, passando per il metallo, per il pezzo di ferro, perde energia e poi piega di più, perché ha perso energia, quindi non poteva che venire dal basso. Date le caratteristiche del campo magnetico, non poteva che avere carica positiva, e data la quantità di energia che perdeva in questo pezzo di ferro, non poteva essere un protone. Bene, questo non bastò a convincere Millikan del fatto che questo oggetto, questa scoperta doveva essere pubblicata. Infatti Anderson la pubblicò, nonostante le opinioni negative del suo capo, come una nota al margine a una rivista nel 1932. Negli stessi anni un gruppo di fisici inglesi, uno era italiano, Occhialini, e l'altro era un fisico inglese, si misero a studiare lo stesso problema, studiando i raggi cosmici con una tecnica un po' particolare chiamata del trigger, che permette di fotografare con efficienza le particelle che passano dentro una emulsione. L'altro fisico era Blackett. Bene, Occhialini e Blackett trovarono naturalmente particelle che piegavano nel senso sbagliato, ne trovarono parecchie, le portarono a Dirac. Siamo nel 1931. Dirac ha già formulato la teoria dell'antimateria, del positrone. Occhialini e Blackett portano queste fotografie a Dirac, chiedendogli cosa diavolo potevano essere. Sembravano dei protoni, ma protoni non erano. Dirac non dà nessuna indicazione di aver capito che stava osservando le cose che aveva scritto come essere appunto l'antielettrone. Occhialini e Beckett se ne vanno da questa discussione senza aver capito niente. Pubblicano nel loro articolo, esce nel 1933, ma la nota al margine con la fotografia di questo evento di Anderson era uscita un anno prima, e per questo motivo Anderson prese il premio Nobel e Blackett e Occhialini no. Questo per dirvi come è difficile togliersi i pregiudizi. L'antimateria nella forma di antielettrone fu mancata da almeno un premio Nobel che era Millikan, dallo scopritore della teoria dell'antimateria, futuro premio Nobel che era Dirac, e da un futuro premio Nobel che era Blackett, che ebbe il premio Nobel per un altro motivo. Tutti quanti avevano davanti agli occhi un dato sperimentale tutto sommato relativamente semplice e facile da vedere, ma non riuscirono a identificarlo.
Notate che quegli studi venivano fatti in un momento in cui gli acceleratori di particelle non erano disponibili, quindi il processo che questi signori andavano a osservare era un raggio cosmico carico che arrivava nell'atmosfera, creava una valanga di altre particelle, alcune invisibili come i neutrini, altre visibili come i muoni, oppure raggi gamma che appunto fino a che non convergono non si vedono, e in questa catena, che ogni volta è diversa, complicata, confusa, viene prodotto di tanto in tanto o un singolo positrone, una coppia elettrone-positrone, e loro andavano a vedere questa particolare particella, ma in sciami molto complessi, quindi c'era anche motivo per capire come potevano essere confusi. Qua dentro c'erano molte particelle nuove, non solamente l'antielettrone, però di fatto la storia mostra quanto difficile è stata questa scoperta, nonostante che fosse davanti agli occhi per quasi 10 anni. Questa è l'immagine di Anderson col suo magnete, l'abbiamo già vista all'introduzione, e questa è la particella. Qui sono altri eventi in cui si chiede chiaramente che particelle con carica positiva e negativa sono prodotte allo stesso tempo, simmetricamente si aprono e si comportano allo stesso modo, quindi è chiaro che qui si sta producendo qualche cosa che è simmetrico rispetto alla carica, ma la scoperta di un'antimateria era così rivoluzionaria concettualmente che, ripeto, sfuggì per molto tempo all'attenzione. Bene, oggi siamo abituati che per ogni particella esiste un'antiparticella, non solo per quelle elementari come l'elettrone e l'antielettrone e il positrone, ma anche quelle un pochino più complesse come il protone, che è fatto di 3 quark, o l'antiprotone fatto di 3 antiquark, ma anche quelli veramente complessi come il deuterio. Il deuterio è un protone più un neutrone, l'antideuterio è un antiprotone più un antineutrone, perfino l'elio 3 è stato prodotto in qualche unità negli urti di alta energia, nelle particelle elementari, negli acceleratori, quindi riusciamo a fare nuclei di antimateria relativamente complessi. E a questo punto arriviamo al CERN ai giorni nostri. Se voi fate un attimo attenzione, tipicamente una volta ogni 2 anni si scopre l'antimateria al CERN. Perché? Perché i giornalisti raccontano che si scopre l'antimateria, ma in realtà quello che succede è una cosa completamente diversa. Al CERN si producono degli antiprotoni in una certa quantità, si producono degli antielettroni in una certa quantità, si mettono assieme protoni e antielettroni per formare antiatomi di idrogeno, e nell'istante in cui le particelle cariche si mettono assieme per fare particelle neutre, diventa difficilissimo intrappolarle. Come diceva prima il nostro collega, una delle difficoltà grosse con l'antimateria è non solo la fatica di farla, ma poi quella di tenerla intrappolata, soprattutto quando è neutra. Intrappolare un antielettrone, un antiprotone è facile, si può tenere intrappolati per giorni, mesi o anni. Prendere un atomo neutro di antiidrogeno e intrappolarlo è veramente molto difficile. Ecco perché si arriva a queste notizie giornalistiche che vengono annunciate al CERN, che all'inizio ne hanno prodotti 16 di antiatomi di idrogeno che hanno vissuto il tempo di andare a sbattere contro la parete, poi 500, ma questo 2 anni dopo, altra notizia giornalistica, tutti quanti pensano hanno scoperto l'antimateria al CERN, e recentemente ne hanno fatti 20.000. Ma la storia è sempre la stessa, se ne fanno sempre di più, si intrappolano per sempre tempi più lunghi, ma stiamo parlando di frazioni di secondi, in quest'ultimo caso forse 1 secondo o 2, numeri fantastici dal punto di vista della ricerca, perché sono passi avanti tecnologici importantissimi, numeri ridicoli se noi pensiamo alla quantità che potrebbe servire per una qualsiasi applicazione tecnologica significativa. Ma al CERN c'è un'attività importante di creazione di numeri sempre maggiori di atomi di idrogeno, perché studiandoli nella vita che essi hanno, per quanto breve, si cerca di capire se la simmetria fra materia e antimateria, prevista appunto da tutte le teorie, fino almeno a parti per 10 miliardi, è veramente così simmetrica anche quando le particelle diventano complicate, si fanno atomi e via dicendo. E noi li interroghiamo nei pochi millisecondi o decimi di secondo in cui essi vivono, vengono bombardati da luce, si misura le transizioni per capire se si comportano esattamente come i loro compagni, diciamo, di idrogeno normale. Arriviamo al momento alla questione dell'antimateria e del cosmo. Abbiamo già capito che capiamo di non capire, o almeno i teorici sono convinti di capire. Noi siamo sperimentali, siamo a un livello più basso naturalmente, non crediamo che i teorici abbiano capito tutto e pensiamo che sia più interessante andare a misurare piuttosto che assumere
che esistano, diciamo, delle leggi fondamentali. Quello che è sicuro è che all'inizio ce ne doveva essere una quantità sostanzialmente identica, perché è difficile pensare a un universo che fosse asimmetrico dall'inizio fra materia e antimateria. Per un motivo molto semplice, che all'inizio era così calda la temperatura, così alta la temperatura, che tutti gli stati che si possono ipotizzare di particelle, di antiparticelle, di quark, di antiquark, esistevano mescolati in questo calderone che per un tempo brevissimo è stato l'origine del tutto. Dopodiché è successo un massacro. La materia e l'antimateria sono annichilite con grandissima efficienza in tempi molto brevi, tranne questa parte su 10 miliardi che siamo noi. Allora, non è chiaro che cosa ha prodotto questo. Ci sono varie scuole di pensiero, non è il momento di entrare in dettaglio perché ci sono veramente lunghissime discussioni collegate, ma ci deve essere stato un meccanismo che ha violato la simmetria assoluta tra materia e antimateria in modo estremamente efficace per tempi molto brevi. Quale sia questo meccanismo non è facile da stabilire, però sappiate che se questa asimmetria fra materia e antimateria è un fenomeno locale che riguarda la Terra, il Sistema Solare, la nostra galassia e il gruppo di galassie intorno a noi, che probabilmente sono fatte tutte di materia, se guardiamo con lo Hubble una galassia lontana, 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 in queste bellissime immagini a grande profondità del cosmo, le galassie più lontane sono rossastre, perché sono lontane 10 miliardi di anni luce da noi, sono quelle le primissime che sono formate, più sono lontane più sono spostate verso il rosso. Bene, come luce possono tranquillamente essere fatte di materia o di antimateria. Come materia non le possiamo toccare perché sono troppo lontane, non possiamo verificarlo se non come? Se non verificando nei raggi cosmici se esistono parti di antinuclei che arrivano fino a noi. Cioè noi andiamo con esperimenti come questo che verrà lanciato sullo shuttle lo prossimo mese di aprile, che si chiama AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, a misurare nel flusso di raggi cosmici che fuori dall'atmosfera illuminano la Terra giorno e notte da sempre, se ci sono ogni milione o miliardo di raggi cosmici che bombardano la Terra delle particelle di antimateria, ma non positroni che sappiamo esistere una parte per 1000, non antiprotoni che sappiamo esistere una parte per 10.000. Noi cerchiamo antinuclei di elio, antinuclei di carbonio. Vale a dire, sono stati della materia nucleare che non potrebbero essere prodotti in nessun altro modo da fenomeni conosciuti, ma che per esistere avrebbero dovuto essere prodotti allo stesso modo in cui i nuclei pesanti di cui siamo fatti, carbonio, azoto, ossigeno, lo stesso elio in buona parte, sono stati prodotti, vale a dire al centro delle stelle. Il Big Bang ha prodotto solamente idrogeno e piccole quantità di elio, tutto il resto di cui siamo fatti noi, la parte interessante della chimica, viene da fenomeni di fusione all'interno delle stelle. Per cui se trovassimo 1 o 2 antinuclei di carbonio sarebbe una cosa stravolgente, perché vorrebbe dire che da qualche parte dell'universo esistono antistelle al lavoro, che ne hanno fabbricato tanto di anticarbonio, tanto di antiossigeno, tanto di anti qualsiasi altro elemento, e qualche piccolissima frazione riesce a giungere fino a noi per essere misurato, ma da uno possiamo dedurre l'esistenza di moltissime particelle con le stesse caratteristiche. Questa è la Space Station su cui verrà installato l'esperimento. Attualmente abbiamo a bordo un astronauta italiano, Paolo Nespoli, da quasi 6 mesi. AMS verrà portato in orbita da un team in cui ci sarà un altro astronauta italiano, Roberto Vittori, e da lì per 20 anni inizieremo a cercare pazientemente se in questa pioggia di raggi cosmici esistono anche dei nuclei di antiparticelle, come l'antinucleo di... adesso questo lo salto perché il tempo sta arrivando alla fine, però devo aspettare che passi il tempo necessario. Ecco, e quindi con questa ultima slide vorrei concludere dicendo
che la ricerca quindi dell'antimateria rappresenta uno dei tanti tentativi che l'uomo, lo scienziato fa di scoprire altri mondi, letteralmente in questo caso altri mondi, cercando di sfondare i limiti teorici, culturali, tecnici che ogni epoca ha avuto. Nel caso specifico, per poter cercare l'antimateria, dobbiamo mettere in moto degli strumenti di grande complessità e costo, ma la speranza di poter letteralmente avere un'indicazione l'esistenza da qualche parte dell'universo veramente di altri mondi con caratteristiche simmetriche di quelle in cui noi viviamo. Vi ringrazio.